è il momento di Stefano Sardara. Stefano Sardara, possiamo dire, per gli appassionati non ha ovviamente bisogno di presentazioni. Per gli altri risulta essere il presidente di una squadra di grande successo. A me piace ricordarlo, non so, 10 anni fa. Quanto, Stefano? 10 anni fa, quando girava con una persona che purtroppo non c'è più, che però ricordiamo sempre con tanto affetto. Prendevano la macchina, avevano rilevato una società diciamo minore. Al tempo il basket era governato da Siena, che aveva dietro una banca molto potente e faceva il bello e cattivo tempo in Italia sul basket, e Sassari era una società di provincia. Ecco, questi due ragazzi si sono presentati, hanno fatto il giro della Sardegna, veramente hanno preso la macchina e hanno girato come dei matti. Mi viene davvero un po' di commozione a pensare a lui e a Giovanni che arrivavano da noi con una visione che nessuno capiva, diciamo la verità, nessuno la capiva in quel momento, però ce l'avevano ben chiara, avevano ben chiaro cosa sarebbe stato la Dinamo nel futuro. E quindi io devo ringraziare davvero Stefano, perché ci ha regalato delle emozioni fantastiche. E mi piace ricordarlo oggi, ringraziarlo oggi pensando anche a Giovanni, perché credo che il sogno l'avete condiviso insieme, per cui dire che ci manca è il minimo naturalmente, però devo davvero dire che tu poi hai continuato in maniera stratosferica, hai fatto delle cose eccezionali, quindi grazie davvero di essere qui e grazie per quello che stai facendo e per quello che farai, perché ci aspettiamo ancora molto.
provate a immaginare per un secondo, estrapolandoci dalla quotidianità, eccetera, siamo milanesi, viviamo a Milano, chi è di voi che ogni tanto non sogna di sparire in un'isola? Ce l'abbiamo a un'ora di volo. Ah, ma la Sardegna è sole, mare, luglio, agosto. Purtroppo è vero. Noi veniamo percepiti come sole, mare, luglio, agosto. Quindi i famosi mesi spalla non vengono riempiti. Perché? Perché sole, mare, luglio, agosto. E io a maggio cosa vado a fare in Sardegna? A ottobre cosa vado a fare in Sardegna? Autunno in Barbagia no, eh? No. Perché? Perché non lo presentiamo, non lo conosciamo. Spesso non lo conosciamo noi per primi. Quindi secondo me il problema più grosso non è tanto il sapersi proporre, ma essere convinti di ciò che siamo e di quello che possiamo fare. Perché soltanto se ne siamo veramente convinti possiamo trasferire agli altri la passione, il sentimento, il valore di quello che abbiamo. Perché se uno si permette di banalizzare un nostro evento, ma noi siamo convinti che quell'evento abbia un valore, come diciamo noi, lo alziamo così da terra. E invece c'è sempre questa sensazione del siamo piccoli, neri, brutti, sfigati, chiusi dal mare. Non è così. Perché noi quando abbiamo utilizzato, non vi voglio raccontare di Dinamo, la conoscete la Dinamo, abbiamo iniziato 10 anni fa, abbiamo provato a mettere, sintetizzo, un motore aziendale all'interno di una società sportiva, che non è una genialata, è l'unica strada che si può fare. La Juventus ha fatto la stessa roba, con i soldi di Agnelli, io mi chiamo Sardar, è un po' diverso, però il concetto è quello, per cui tu oggi lo sport lo puoi fare se anche lo sport risponde a regole aziendali. E noi abbiamo provato a mettere un motore aziendale all'interno di una società, quindi il giocatore, ricorderò finché campo, Travis Dinner, siete tutti affezionati a Travis, come posso immaginare, io lo sono 2 volte perché? Perché nel 2011, quando abbiamo iniziato questa nuova vita di Dinamo, avevamo necessità di fare ricavi, perché l'azienda sportiva vive anch'essa di ricavi, non è diversa da un'azienda commerciale tradizionale. E quindi abbiamo iniziato a pensare, oh ragazzi, però se oggi lo spot lo faccio con Travis Dinner, ho probabilmente più appeal che se lo fa Stefano Sardar. E per cui abbiamo spiegato ai ragazzi che la settimana lavorativa cambiava leggermente. Non è soltanto 2 ore di allenamento e poi tutti a casa a giocare alla PlayStation. No, ma abbiamo un giorno che incontriamo gli sponsor, un giorno che facciamo lo spot, un giorno che parliamo di sociale, un giorno che incontriamo i tifosi, perché dobbiamo fare squadra a 360 gradi, con i tifosi, con gli stakeholder, con gli sponsor, con le istituzioni, con tutti. E oltretutto non ci dobbiamo dimenticare che siamo fortunati, perché giocare a basket non è esattamente andare in miniera. Per cui, siccome siamo fortunati e siccome se domani mattina Curtis Jerres dice ai bambini, mi raccomando, mangiate sano, ottiene risultati molto diversi di quelli di ogni genitore. Perché tanto il genitore per definizione non è ascoltato. Allora, quella settimana lì preparammo un primo programma molto più easy di quanto è oggi. Oggi i poverini hanno veramente un'agenda che gli serve la segretaria, e la portai in spogliatoio. Mi presero un po' per extraterrestre, nel senso, ma come? Dobbiamo fare qualcosa dopo l'allenamento? Ma io ho la PlayStation. Poi però a fine mese lo stipendio lo vogliamo, no? E allora dobbiamo fare in maniera tale che funzioni per tutti. E da lì è nato un modello diverso. Non mi malediranno loro perché, come avete visto, i fogli li ho lasciati, funziona sempre così. Facciamo vedere i backstage del calendario. Allora, se noi abbiamo un prodotto e questo prodotto, noi vendiamo un prodotto, per un momento vi do una versione molto brutta del basket, della società. Vi do una versione molto brutta, però stiamo parlando di azienda, di turismo e quindi dobbiamo decontestualizzare lo sport e guardare lato aziendale. Cos'è una società sportiva di pallacanestro, di calcio, di quello che è? Cosa vende? Anche, principalmente. Perché fai la fuocherello? Vendiamo passione. Vendiamo? Certo, emozioni, passione. E io sono nato un po' sfigato, nel senso che io per lavoro faccio il broker e vendo promesse con pagamento anticipato. Cioè un'assicurazione è una promessa con pagamento anticipato. Cioè come se voi andate in ristorante, arriva il maître, ordinate e dice ok, 100 euro. L'assicurazione è così. Lo sport è anche peggio, perché noi vendiamo, penso all'abbonamento, con pagamento anticipato, una promessa di emozioni. Allora, se tu questo
lo vuoi fare, lo devi fare in una certa maniera. Cerco di rimanere nel tema della giornata. Pensate al turista. Cos'è che vendiamo noi al turista? Sì, il sole è bello, il mare è bello, ma gli vendi un'emozione. Gli vendi un'emozione. Icnusa per tantissimi anni non ha venduto fuori dalla Sardegna la birra, lo sapete? Fino a pochi anni fa. E io gli dicevo, scusate, voi siete scemi. Ogni persona che va via dalla Sardegna mi dice sempre, mandami una casa perché mi piace la birra. No, gli dicevano, non è così. Noi apriremo il giorno che il marchio sarà conosciuto da tutti, ma nel frattempo vogliamo che la gente sia legata a quel ricordo, a quell'emozione. E aspettano un anno per poterla riavere, perché all'epoca non adesso ha invaso il mercato e hanno raggiunto l'obiettivo. Però vi voglio far vedere questi video perché If you're trying to wreck my life, why don't you just smile and have a good time about it? I'm always trying to see the bright side of everything. You're always down about it. You're always telling me that I might as well give it up again. You're gonna do what you want every night, living with a girlfriend on the verge of total breakdown. You and I, baby, I just don't wanna talk about it. And then it's if you're mine, No more. Basta. se noi oggi riusciamo a monte tanto a essere convinti di quello che siamo e di quello che possiamo offrire, e tutto questo lo facciamo facendo sistema, perché tanto la soluzione è solo una, è fare la Dinamo è sistema. Voi pensate alla Dinamo, è solo sistema. Tifosi, sponsor, istituzioni, imprenditori, sistema. Facciamo sistema con le squadre. Perché la regione compra da noi degli spazi? Perché noi andiamo a giocare a Tel Aviv 3 giorni fa e quando ci sono le azioni di gioco compare il LED Sardegna. Voi pensate, se io non avessi fatto sistema con Tel Aviv, quanto mi sarebbe costato fare quello spazio? Invece, quando sono venuti da noi, quando giocheranno da noi, ci sarà, loro ci hanno chiesto una banca. Questo è fare sistema. Noi invece siamo abituati, perché siamo fatti così, ed è qua che dobbiamo cambiare, siamo abituati che, chissà perché l'ha fatto. No, ma guarda che ha fatto una cosa figa, tu non sai, non sai cosa c'è dietro. Noi siamo questo. Prima di riconoscere il merito di un altro a fianco, ci tagliamo le vene. È vero o no? Perché se no ci pigliamo in giro, dobbiamo dirci la verità, noi siamo fatti così. Quindi, siccome la nostra generazione è andata, dobbiamo lavorare sui giovani, che sono quelli che possono cambiare le cose, aiutandoli, cercando anche noi di porci in maniera differente. Perché se no non possiamo diventare quello che vogliamo essere. Mettiamo il video di Geppi, Casa di Muscolo Gioco. Noi, la Dinamo, è una società che fa del risultato sportivo, perché l'azienda sportiva è diversa dall'azienda commerciale. Perché l'azienda commerciale 2 più 2 fa 4, a volte può fare 4,1, a volte 3,9, ma il risultato è quello, 2 più 2 fa 4. Nell'azienda sportiva in realtà c'è una variabile che può essere un turbo pazzesco, ma può essere anche un freno, che è il risultato sportivo. Il risultato sportivo cambia in maniera importante il risultato di un'azienda sportiva. Qual è il problema? Che se tu vinci lo scudetto, allora, tutto vola. L'anno dopo che non vinci lo scudetto, non solo non basta non aver vinto lo scudetto, ma cioè, devi anche essere quasi lì, quando tu magari 3 anni prima così avevi preso i playoff. Allora, questo è un modello sbagliato, è un modello assolutamente sbagliato. Quanti di voi seguono il basket in generale? Abbastanza. Quindi l'NBA la conoscete tutti. L'NBA la conoscete tutti, ovviamente. Se io vi dovessi chiedere qual è l'azienda dell'NBA più ricca in questo momento, quale mi direste? La Lega? No, dei club. Chi sta parlando? Lo so, ma perché è paradossale? Che non vince un titolo sportivo. Sono i Knicks. Hanno il fatturato più importante di tutta l'NBA. Hanno il patrimonio, quindi non solo il fatturato, più importante di tutta l'NBA. Negli ultimi 40 anni hanno fatto i playoff 2 volte. Una volta sono usciti al primo turno e una volta al secondo turno. Però voi provate a girare per New York
We are Knicks. È un senso d'appartenenza. Guardate che c'è una similitudine incredibile tra la Sardegna e Manhattan. Non dico New York, è Manhattan. C'è una similitudine in termini di sensi d'appartenenza incredibile. Sembrano due mondi talmente diversi, eppure per il newyorkese essere attaccati ai Knicks è quanto per il sardo alla Dinamo. Ed è una cosa incredibile. Allora, questo cosa vuol dire? Che il risultato sportivo è assolutamente importante, ci mancherebbe altro. Non è che uno vuole dire, vabbè, che vinca o che non vinca, l'abbonamento devi fare. No, non sto dicendo questo. È importante, ma noi vogliamo essere molto di più. E la Sardegna può essere molto di più. Noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi. Siamo le ginestre d'oro giallo che spiovano sui sentieri rocciosi come grandi lampade accese. Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e profondo, lo splendore del cielo, il bianco fiore del cisto. Siamo il regno ininterrotto del lentisco, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo sardi. We are Spaniards, Africans, Phoenicians, Carthaginians, Romans, Arabs, Pisans, Byzantines, Piedmontese. We are the golden yellow broom flowers that droop on rocky paths like large illuminated lamps. We are the wild solitude, the immense and deep silence, the splendor of the sky, the white cistus flower. We are the endless rain of mastic trees, of waves that flow in ancient granite, of wild roses of the wind, of the immensity of the sea. We are an ancient land of long silences, of large and pure horizons, of somber trees, of mountains burned by sunshine and revenge. We are Sardinians. Españolos, africanos, fenicios, cartaginesos, romanos, árabos, pisanos, bizantinos, piemonteses semus. Sastirias de Orugrogu semus, que aluga esos caminos pedrosos que numeras mandas inquesas. Sa soledade agreste semus, su mudímenes lacanado y fungudo, su lugore de aeras, su vrore arbu de su mudeio, su renus en acabu de saguessa semus. Esas ondas traina per esos granitos antigos, de esa rosa canina, de su entu, de su inmensidades humanas. Una terra antica de mudímenes longos semus, de fundales ampros e limpios, de brandas escurigosas, de montes bruciados da su sole e da sa vindita. Sardos semus. Questo non l'abbiamo inventato noi, qua ci siamo soltanto ritrovati, nel senso che attraverso le parole di Grazia Deledda tu vedi la Sardegna di 50 anni fa, di 60 anni fa, di 80 anni fa. La Sardegna è sempre questa. Il vero problema è che la percezione di noi sardi, di chi di noi sardi si approccia al mondo del lavoro per la promozione della Sardegna, spesso parte dal presupposto che stiamo andando a chiedere perché siamo isolani, siamo circondati dal mare, siamo un popolo strano, perché noi siamo circondati dal mare, non facciamo i pescatori ma gli agricoltori, però questo è un altro tema. Però siamo fatti così, però sono quei punti di debolezza che possono diventare dei punti di forza. Olbia è l'esempio che un punto di debolezza può diventare un punto di forza. Voi, non so se ricorderete, ma fino al 2011 la Dinamo, come tutte le società, andava in montagna, nei posti, credetemi, belli per certi versi, ma poi mi parlano di arretratezza, siamo anni luce avanti, per fare la preparazione. Non solo c'era un problema di costi, ma c'era anche un problema di organizzazione. Per cui nel 2011 abbiamo incaricato uno studio
medico dove c'erano fisioterapista, preparatore e un'altra paio di figure mediche importanti, di analizzare i vantaggi che si avevano con l'acqua e con la sabbia rispetto all'altitudine e alla montagna, che insomma fino all'epoca aveva rappresentato la quasi totalità della preparazione per le squadre sportive. Il risultato, per farla breve, fu un risultato abbastanza positivo, nel senso che non solo non si perdeva niente, ma addirittura con un certo tipo di preparazione si avevano dei vantaggi. Abbiamo iniziato a fare preparazioni qua a Olbia, al Geo Village, dove per un mese noi stiamo sistematicamente dal 2011. E si poneva il problema di fare le amichevoli, per cui abbiamo iniziato a fare una proposta in giro per l'Italia, inizialmente per l'Europa, dopo grazie alla partecipazione alle competizioni europee, proponendo il nostro modello. Ma voi siete consapevoli delle squadre che vengono qua ogni anno? Cioè, qua avete avuto i campioni d'Europa del Fenerbahce, il Sesca, Milano, Darusafaka, Efes. Quest'anno è venuta l'Efes. Quest'anno, 3 mesi fa, avevamo qua i vice campioni d'Europa, i campioni nazionali della Turchia, che non è che sono venuti a fare le 2 partite con noi. Sono arrivati qua, siccome saranno turchi ma scemi non sono, si sono un po' documentati e ci hanno passato 10 giorni. Avete idea, in termini mediatici, la stampa che muovono? Dinamo TV quel mese ha quintuplicato gli spettatori. Perché? Perché erano tutti collegati. A quel punto però lo spot lo vendi a un prezzo diverso. E tutto diventa un circuito positivo, però facendo squadra. Perché anche noi arriviamo fino a un pezzo, poi non è più il nostro pezzo, ci vuole il pezzo delle istituzioni, ci vuole il pezzo del turismo, ci vuole il pezzo degli albergatori, cioè dobbiamo essere tutti coordinati, noi nel nostro piccolo facciamo squadra, però in realtà per poter veramente parlare di destagionalizzazione, parlare di mesi spalla, dobbiamo imparare a fare squadra tutti assieme. È l'unica strada, non ne conosco un'altra. Io mi fermerei.